Ciao, vi ricordo sempre che potete iscrivervi al canale, come vedete basta cliccare sulla campanellina e segnare che vi arrivino le notifiche, quindi ogni volta che pubblichiamo il telegiornale piuttosto che la rassegna stampa vi arriva la notifica. Vi ricordo anche che la mattina presto, occhio che inizio alle 6:30 della mattina, inviamo anche una sintesi delle notizie, un mattinale praticamente delle notizie su Chioggia e un mattinale sulle notizie della provincia di Venezia con uno sguardo diciamo al nazionale in pratica. Quindi se volete riceverli basta che con WhatsApp al numero che vi indico sotto impressione mi mandate un ciao col nome e cognome e diciamo la zona di residenza, mi basta anche il quartiere. I numeri li ho solo io, non vengono dati altri, sono nei miei telefoni e in pratica quindi non ci sono diciamo commistioni con nessun altro. Lo scorso 19 agosto, attraverso due delibere distinte, la Giunta Comunale di Chioggia ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il 2020-2022 e contestualmente il documento di programmazione relativo allo stesso triennio. Si tratta di strumenti fondamentali per l'esercizio dell'azione amministrativa, la cui messa a punto quest'anno, come mai prima, è stata ritardata dalle urgenze per far fronte all'epidemia sanitaria. Nello schema di bilancio, all'albo pretorio del sito dell'ente, sono definiti in allegato i singoli capitoli, dal fondo per i crediti di dubbia esigibilità alle previsioni di entrata relative a fondi regionali ed europei. Nel documento di programmazione infigurano il piano delle alienazioni, del fabbisogno di personale, delle opere pubbliche, oltre che lo stato attuale dell'erogazione dei servizi pubblici comunali. Entrambi i documenti saranno discussi dalla prossima seduta del Consiglio Comunale che sarà convocata ad hoc. Poco prima delle ore 18 di ieri, uno scontro frontale tra due vetture, circa metà del ponte translagunare che collega Chioggia a Valli e alla terraferma, ha paralizzato il traffico per 2 ore lungo la strada Romea. L'urto è avvenuto al chilometro 90 tra una Skoda Fabia con targa tedesca che viaggiava verso Ravenna e una Fiat Punto con a bordo una coppia padovana in direzione opposta. L'impatto ha coinvolto gli angoli anteriori delle vetture con il ribaltamento di quella tedesca. 6 i feriti trasportati all'ospedale di Chioggia, per fortuna con sole contusioni. Gli accertamenti diagnostici in serata hanno escluso conseguenze gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze del 118. La viabilità è tornata a scorrere solo alle 19:50 in entrambi i sensi di marcia. Prima la rimozione dei mezzi e delle scocche dall'asfalto da parte del soccorso stradale. Le notevoli ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire anche a molti chilometri di distanza, sia in direzione Venezia che verso Ravenna. Secondo alcuni testimoni, l'impatto sarebbe avvenuto in una zona critica dove alcuni sono portati a sorpassare, nonostante i lavori in corso segnalati dalle linee gialle. Tra poche settimane verrà istituito il senso unico alternato di circolazione per via della manutenzione straordinaria di ANAS ai ponte translagunare delle Trezze. Un altro incidente, dalle conseguenze probabilmente più limitate, è accaduto in seconda serata all'altezza di via Niccolò Zeno, dietro il cimitero di Sottomarina. Tra le 22 e le 23, un continuo via vai di ambulanze a sirene spiegate ha interessato la zona dei comparti. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. La Commissione europea ha presentato la sua ipotesi di atto delegato che concede all'Italia di pescare le vongole al di sotto della taglia minima fissata a 25 mm di diametro. A darne notizia è l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte. Nei mari italiani, come avviene già da tempo, la soglia verrebbe abbassata a 22 mm fino al 31 dicembre 2022, stando all'istanza dell'esecutivo comunitario. Non si tratta, come i pescatori sanno bene, di un favoritismo, spiega Conte,
ma di un atto sacrosanto per tutelare un settore così importante per la pesca. La taglia minima fissata dal regolamento della UE per ragioni di salvaguardia della risorsa non ha senso nelle acque italiane. Gli studi ufficiali hanno confermato che la deroga è in linea con gli obiettivi dello sfruttamento sostenibile dello stock di vongole. Da qui la decisione della Commissione, che è il giusto riconoscimento degli sforzi compiuti dai pescatori in questi anni. Adesso l'atto passerà dal Parlamento europeo. Come è successo già l'anno scorso, paventa l'eurodeputata, il rischio è che la deroga finisca per trovare l'ostruzione di alcuni colleghi, in particolare di quelli legati alle lobby spagnole. Nel 2019 siamo riusciti a respingere tali tentativi di concorrenza sleale. Quest'anno, tanto più dinanzi alla crisi, sarà bene che i parlamentari italiani serrino le file per evitare inutili e controproducenti ritardi burocratici. Conclude Rosanna Conte. Io sono pronta a dare battaglia e rilancio l'appello ai miei colleghi affinché lasciino da parte gli interessi di partito. La Regione Veneto anche quest'anno eroga contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo necessari alla didattica scolastica. Il buono libri, previsto da una legge del 1998 e adottato dalla Giunta regionale lo scorso 6 agosto, copre totalmente o parzialmente le spese per l'acquisto del materiale indicato dagli istituti e anche delle dotazioni tecnologiche come computer, tablet, lettori di book fino al massimo di 200 euro. Quest'anno, con il contestuale progresso della didattica a distanza, il bisogno di queste ultime potrebbe essere accentuato. Possono chiederlo le famiglie degli studenti residenti nel territorio veneto che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, aventi un reddito diviso in 2 fasce. Il contributo integrale sarà devoluto a chi non supera i 10.633 euro, mentre tra questa cifra e 18.000 euro i richiedenti avranno diritto a un contributo proporzionale tra la spesa e le risorse disponibili. La domanda va presentata dal 1 ottobre al 30 dello stesso mese, direttamente nel modulo contenuto all'interno del sito della Regione Veneto. La procedura andrà completata recandosi all'ufficio istruzione del comune di residenza dello studente, con il documento personale di identità, il numero della domanda e i rimanenti requisiti forniti dall'istruzione online. I contributi saranno erogati direttamente dai comuni nei primi mesi del 2021. Quest'anno più che mai, nonostante le difficoltà globali, Laguna Sud fa le cose in grande. La rassegna di cinema Fuori dal Palazzo, diretta da Andrea Segre e giunta alla 6ª edizione, ha goduto infatti di un contributo della SIAE nell'ambito del programma Per chi crea, convertito nella residenza artistica a Chioggia per 6 giovani registi, che in 15 giorni stanno realizzando altrettanti cortometraggi dedicati alla vita sull'acqua. La produzione in diretta di Cinema del Reale, da sempre cuore del progetto di Segre, è stata sublimata ieri a Palazzo Grassi dalla presenza straordinaria in città del direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, che a pochi giorni dal via della travagliata Kermesse del Lido è sceso appunto in Laguna Sud per testimoniare la validità dell'iniziativa. In dialogo con il regista padovano e un po' chioggiotto, Barbera ha confermato la bontà del suo Molecole, che sarà proiettato in preanteprima alla Biennale. La miglior opera ambientata nel lockdown, ha detto il direttore a proposito del nuovissimo film di Segre, che presto uscirà anche nelle sale. E una grande voglia di tornare alla normalità traspare esplicita dalle parole dei 2 protagonisti del dialogo. La fruizione privata del cinema, pur resasi necessaria, sostengono Barbera e Segre, non può prescindere dall'esperienza collettiva della sala, del grande schermo. Un'abitudine che è mancata a tutti per molti mesi, compreso il sindaco Ferro, nella sua introduzione rivelatosi cinefilo in gioventù, ma della quale ora si avverte più che mai bisogno.
Laguna Sud vivrà in 3 ambienti: la corte dell'isola di San Domenico, il giardino di Palazzo Grassi e l'auditorium di San Nicolò. Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, parole alle immagini filmate. Il programma è nel blog eventiappuntamentichioggia.blogspot.com. Cambia l'avversario e lo stadio, non cambiano date e modalità per la prima amichevole stagionale dell'Union Clodiense, programmata per sabato 29 agosto alle ore 17. Si giocherà allo stadio Ballarin e l'avversaria sarà la robeganese Fulgor Salzano, che disputerà il campionato di eccellenza nel girone B Veneto. Purtroppo, stanti le attuali restrizioni, il pubblico non potrà accedere all'impianto di gioco. Niente quindi trasferta a Montecchio Maggiore, almeno per il momento, né incrocio con la Berretti del Padova, radunatasi solo da pochi giorni. Ma finalmente il calcio torna allo stadio Chioggiotto, a distanza di 6 mesi dall'ultimo incontro casalingo, 1-0 col Belluno, gol di Cuomo all'81esimo. Un test molto atteso per gli uomini di mister Vittadello, provati dai carichi di lavoro nelle sessioni di Calino e Samar. Alla squadra si è aggregato in prova il difensore centrale 19enne Eugenio Nardelli, proveniente dal Brindisi dopo aver calcato il campo di Messina. Prossimamente lo staff tecnico avrà le idee chiare se confermarlo in un reparto qualitativamente attrezzato, ma numericamente ancora un po' esiguo. Sulla fascia sinistra, intanto, il terzino lituano Baltrunas, del 2002, passa ai bresciani del Breno, sempre in Serie D. La settimana entrante sarà decisiva anche per conoscere l'identità del portiere classe 2002 che affiancherà Giacomo Bosco Palo, mentre rimane alta la curiosità verso la formazione dei gironi. Ai primi di settembre si diraderanno le nebbie e con esse i timori di un trasloco verso trasferte lontane. Ma la vera grande notizia sarà quando arriverà la conferma che il pubblico potrà tornare allo stadio. Il calcio è per le persone.